Amen. Non l'ho presentato come avviso della nostra Chiesa, perché effettivamente non è un avviso della nostra Chiesa, ma mi fa piacere poter presentare. Abbiamo qua oggi anche due testimonial che fanno propaganda con le magliette. C'è la Josie là dietro, guardate, con la maglietta, anche Paolo. Questa settimana, giusto dal 25 al 28, da giovedì a domenica, ci sarà la seconda edizione qua in Italia dei Leggendarios, no? Questo movimento cristiano che ha benedetto tanti uomini, tra cui il sottoscritto, tra cui me, e per questo motivo mi sento di poterlo pubblicizzare qua in chiesa. So che alcuni di voi già sono iscritti per andare a questo evento di questa settimana, ma so anche che non tutti sono iscritti, no? Quindi se ci fosse qualcuno di voi, uomini, che vuole vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di forte, qualcosa che vi possa riposizionare all'interno delle vostre case, qualcosa che vi possa riavvicinare a Dio se magari non vi sentite così vicini, vi consiglio con tutto il cuore di valutare questa opzione. C'è ancora la possibilità di iscriversi, è soltanto sabato oggi, comincerà giovedì. Se volete iscrivervi, vi chiedo di andare a parlare col fratello Paolo, lui saprà darvi molte più indicazioni rispetto a me, ma ciò che posso dirvi è che veramente ne vale la pena. Non resterete delusi da quello che si vive in questi 3-4 giorni alla presenza di Dio. Veramente, con tutto il cuore, se avete la possibilità, non pensateci troppo e iscrivetevi. Amen. Amen. Sono già le 9:15, è giusto l'orologio qua? Sì? 9:15, caspita. Di solito cominciamo un po' prima, ma non c'è problema. Facciamo una preghiera per consacrare questo momento al nostro Signore Gesù. Amen. Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché fino adesso ci hai fatto vivere momenti meravigliosi alla tua presenza. Ti abbiamo sentito molto chiaramente in mezzo alle lodi, abbiamo visto il tuo agire, la tua presenza in mezzo a noi. I nostri cuori si sono riempiti di te e ti ringraziamo di questo, Padre. Ma io credo che tu possa fare ancora qualcosa in mezzo al tuo popolo questa sera. Io credo che tu abbia ancora un seme da poter piantare. La tua parola è molto chiara nel dirci che il seme che tu pianti, la parola che tu lanci, non ritorna a te senza aver compiuto ciò che desidera. Per questo io ti prego, Padre, che tu possa compiere la tua totale volontà in mezzo a noi in questa serata. Che questa parola possa essere una parola che trasformi vite, una parola che produca frutto, una parola che faccia sì che la tua volontà venga compiuta in mezzo alla tua Chiesa questa sera. Che tu possa trovare cuori aperti a te, un terreno fertile dove piantare il tuo seme. Questa Chiesa è disposta ad ascoltarti, è disposta a seguirti. Fai di noi la tua volontà, cominciando da questa parola. Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se volete aprire le vostre Bibbie, oggi non abbiamo il proiettore con i nostri amati versetti, e quindi come facciamo oggi che non abbiamo i versetti qua? Chi ha portato la Bibbia oggi? Molto bene, vedo delle Bibbie alzate. Chi ha la Bibbia sul telefono? Allora, chi ha la Bibbia sul telefono, apra la sua Bibbia sul telefono, sblocchi il telefono. Vi do questa opportunità. Sono stato in una chiesa la settimana scorsa in cui c'era scritto: in questa chiesa è vietato accendere il telefono. Prova caratteri cubitali sul muro, sul serio, non è uno scherzo. Era una chiesa abbastanza tradizionale. Andrea ha trovato un'ingiustizia a questa chiesa, no? La nostra pastora Andrea.
che gli ho mandato una foto della chiesa quando il culto stava per cominciare. È una di quelle chiese molto antiche e tradizionali in cui le donne usano il velo, no? Sono obbligate a portare il velo durante il culto, durante la celebrazione. Grazie mille. Però questa chiesa qua, fuori dalla porta della chiesa, ha costruito un campo di calcio, no? C'era una piscina, ha fatto diventare la piscina un campo di calcio. Avevo mandato la foto a mia moglie, ha detto: ma che ingiustizia, gli uomini giocano a calcio, le donne devono tenere il velo. Era una chiesa abbastanza rigida, diciamo, sotto certi punti di vista, ma solo sotto certi punti. Il telefono era uno di questi. Quindi voi che oggi avete l'opportunità di usare il telefono, apritelo nel Salmo 22, leggerò il versetto 16, il 17 e il 18. Qualche giorno fa stavo pregando e ho chiesto a Dio, non so come mai, non so perché mi è venuto da fare questa domanda, no? Ma gli ho chiesto: Dio, perché la croce? No? Perché Dio ha scelto la croce? Potevano esserci molti altri modi di consegnare la propria vita. Perché proprio la croce? E sono sicuro che se voi andate a ascoltare predicatori, leggete libri di pastori, libri di teologia, sentirete decine, centinaia di motivazioni del perché la croce. Ma quello che Dio mi ha portato a sentire nel mio cuore sono 3 motivazioni che io voglio cercare di portarvi tutte e 3 questa sera, anche se non so se ce la farò in questo tempo, ma ci proverò, almeno un paio cercherò di portarvele. La prima motivazione è una motivazione razionale, un razionale che si unisce allo spirituale, no? Perché se Gesù fosse morto, ad esempio, decapitato, come era molto comune all'epoca, sarebbe stato un decapitato come tanti. La croce invece era qualcosa di più speciale, di più individuabile, di più riconoscibile, perché non tutti venivano crocifissi, solo pochi venivano crocifissi. E questo fatto di poter riconoscere, individuare facilmente la croce, fratelli, è qualcosa che ci porta a far sì che noi possiamo veramente andare a intendere, andare a capire che la Bibbia è un libro reale, e lo andiamo a intendere attraverso le profezie bibliche. Leggiamo questo versetto insieme, così poi posso proseguire. Salmo 22, dal versetto 16 in avanti, Davide scrive così: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Potete ripetere insieme a me questa parte? Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte per la mia tunica. Sapete, quando è una testimonianza che spesso racconto, non è una grande testimonianza in realtà, ma è un fatto reale, no? Quando io non ero credente, prima di conoscere mia moglie, prima di cominciare a venire qua in chiesa, frequentavo la chiesa cattolica, ma solo così, diciamo, per tradizione. Io non credevo apertamente, parlavo con il prete, il parroco della mia chiesa dicendo che non credevo, e una cosa che io dicevo, sostenevo molto, molto fortemente, è che io credevo che la Bibbia fosse un libro totalmente falso, no? Fosse un libro scritto da un poveraccio che aveva perso tutto, che non aveva più niente, e che ha scritto questo bel libro in cui c'è scritto che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, no? Così anche lui
nella sua povertà, nella sua sfortuna, un giorno avrà la vittoria. Questo era quello che io pensavo della Bibbia. Poi ho cominciato a venire qua, ho cominciato a venire in chiesa, ho cominciato a leggere, a studiare, ho cominciato ad avere intimità con lo Spirito Santo e mi sono accorto che questo assolutamente non è vero. E una delle cose che ci fanno capire che la Bibbia non è un libro falso sono le fonti storiche, è la storia, è l'archeologia, è tutto ciò che riguardano materie che noi possiamo conoscere e studiare. E è interessante che nella Bibbia sono contate, secondo un teologo che ha scritto un'enciclopedia di profezie bibliche, più di 1800 profezie. Nella Bibbia ci sono più di 1800 profezie. Di queste 1800, più di 1800, 500 e poco ancora non si sono compiute. Sono profezie dell'Apocalisse, cose che un giorno succederanno. Ma più di 1200 profezie si sono già compiute. Alcune di queste profezie compiute magari si sono compiute proprio subito dopo che sono state profetizzate, ad esempio come la distruzione di Sodoma e Gomorra, no? È stata profetizzata e subito, è stata distrutta. Altre profezie magari si sono compiute nel corso degli anni, dei secoli, no? Come ad esempio le chiese a cui vengono scritte delle carte nell'Apocalisse. Alcune di queste chiese, le profezie riguardanti quelle chiese sono già compiute, quindi sono profezie che si sono compiute nel corso dei secoli. Ma una gran fetta di queste profezie sono chiamate profezie messianiche, e queste profezie messianiche ci parlano della nascita di Gesù, di come Lui ha camminato su questa terra, di come Lui è morto per noi, di come Lui è risorto. Molte profezie sono profezie che ci parlano di Gesù. E una di queste profezie è proprio quella che noi troviamo nel Salmo 22, in cui Davide scrive: mi hanno forato le mani e i piedi, e dopo scrive: si sono divisi le mie vesti, la mia tunica. Noi troviamo in tutti e 4 i Vangeli questo episodio in cui, dopo che Gesù è salito sulla croce, i soldati romani si sono divisi le vesti di Gesù, si sono divisi la tunica di Gesù. E già qua potremmo dire: sì, questa profezia si riferisce veramente a Gesù. Ma sapete, a me quella che ha sempre colpito di più è la prima parte di questa profezia, quando Davide dice: mi hanno forato le mani e i piedi. E vi spiego storicamente perché mi colpisce di più. All'incirca dal 100 al 200 avanti Cristo, quindi 100-200 anni prima della nascita di Gesù, i romani hanno messo come pena capitale per i criminali, quelli proprio cattivi, la crocifissione, come noi la conosciamo, quella che Gesù ha subito. Era, come ho detto, più o meno il 100-200 avanti Cristo. Dici così, 200. All'incirca nel 300 avanti Cristo i greci usavano la crocifissione. Alessandro Magno, dopo che conquistò una città, la città di Tiro, in un giorno mise a morte 2000 persone di Tiro crocifiggendole. Nel 300 avanti Cristo. Dici così, 300. All'incirca nel 400 avanti Cristo i cartaginesi, erano un popolo che ha combattuto contro i romani, usava come pena capitale la crocifissione. 400. Dici 400 così che ti resta in mente questa data. Prima dei cartaginesi la crocifissione in sé non esisteva, ma i persiani nel 500 avanti Cristo, i persiani avevano un'altra pratica. Loro impalavano le persone e foravano le mani e i piedi delle persone per metterli su questo palo. Non erano crocifisse, erano impalate. E questo era il 500 avanti Cristo. Dici 500, così abbiamo didaticamente a memoria queste date. Prima dei persiani, però, non c'era nessuna pratica storicamente conosciuta di foratura di mani o piedi per uccidere qualcuno. Sapete Davide quando è vissuto? All'incirca nel 1000 avanti Cristo, ovvero 500 anni prima che i persiani cominciassero questa pratica.
800 anni prima che i romani mettessero la crocifissione come pena capitale, 1000 anni prima che Gesù venisse al mondo, Davide aveva già profetizzato qualcosa che la storia non può spiegare, perché a quel tempo nessuno forava le mani e i piedi. Io sono un appassionato di storia, quando vedo queste concordanze tra la Bibbia e la storia, io rimango veramente affascinato. E testimonianze come queste, profezie come queste, ci devono portare a credere che la Bibbia è un libro reale. Quindi se Gesù è morto sulla croce, uno dei motivi è perché la croce era facilmente riconoscibile, è perché attraverso la croce noi, guardando le profezie bibliche dell'Antico Testamento, possiamo credere nella Bibbia, possiamo credere in Gesù, possiamo credere nella sua morte per noi. Chi tra di voi magari è un po' razionale come me, che fa fatica, come io facevo fatica a credere nella veridicità storica delle Sacre Scritture, magari attraverso questa profezia potrà dire: caspita, chissà come ha fatto Davide a profetizzare che bucavano le mani e i piedi quasi 1000 anni prima che questo accadesse. Sapete, la Bibbia è un libro unico, è un libro vero, è un libro reale. Se hai qualche dubbio su questo, non serve che io ti convinca, la Bibbia stessa può darti le risposte di cui hai bisogno. Il mio invito verso tutti è sempre quello: hai qualcosa da chiedere, hai qualche dubbio sulla stessa Bibbia, la Bibbia ti può rispondere. In questo libro c'è ogni verità, anche quella sulla croce. Amen. Bene, questo quindi è il primo motivo, possiamo dire uno dei motivi, ma il primo che lo Spirito Santo mi ha parlato, del perché della croce. Ma poi c'è un altro motivo, perché la croce di Gesù carica, porta con sé un messaggio. In 1 Corinzi, al capitolo 1, voglio leggere qualche versetto, ma vi chiedo di seguire me questa volta, perché li leggerò un po' qua e là per non perdere tempo. Leggerò dal versetto 18 in avanti, ma alcuni li salterò. Dice così: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. I giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, che per gli stranieri è pazzia, ma che per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Amen. Voglio che ripetiate insieme a me il primo versetto che ho letto, che è un po' un riassunto di tutto quello che ho letto in realtà. Il versetto 18, potete ripetere con me: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Amen. Qual è il messaggio che la croce porta con sé? Qual è il messaggio che la croce carica? È proprio la pazzia della croce. La pazzia della croce. Non vi siete mai fermati a pensare che pazzia c'è nella croce di Cristo? Non vi siete mai fermati a pensare che cosa rappresenta la croce di Cristo? La croce rappresenta quel luogo in cui Dio onnipotente, Dio onnisciente, Dio creatore di ogni cosa, è salito
come il peggiore dei criminali. Non c'è pazzia nella croce. Dio, il creatore di ogni cosa, è salito nel posto in cui saliva il peggiore dei criminali. Questa è la pazzia della croce. La pazzia della croce rappresenta Dio che è morto, ed è morto per qualcuno che non se lo meritava. Non c'è pazzia in questo. La croce rappresenta che Dio è morto, e è morto per qualcuno che non se lo meritava. Oggi noi possiamo dire: no, Dio è morto per i suoi figli, Dio è morto per i suoi amici, perché Gesù ci chiama di amici. Ma quando Dio è morto per noi non eravamo suoi figli, noi eravamo totalmente scollegati da Lui. Quando Dio è morto per noi non eravamo suoi amici, noi non volevamo neanche bene a Dio. Quanti di voi sono nati già amando Dio sopra ogni cosa? Io ho cominciato ad amare Dio sopra ogni cosa sicuramente dopo i miei 21, 22, 23 anni. E prima di allora non amavo Dio sopra ogni cosa, non amavo Dio per niente. Ma sapete, Dio nella pazzia della croce è morto per me quando io non lo amavo per niente. È morto per te quando tu non ti importavi di Lui. Non c'è pazzia in questa croce. La Bibbia dice, sai, forse per un giusto qualcuno potrebbe anche morire, ma Gesù è salito su quella croce per salvare persone che di giusto non ci avevano niente. Forse oggi che noi crediamo, che ricerchiamo la santità, potremmo dire che siamo giusti, ma quanti veramente qua potrebbero dire io sono giusto? Quanti qua oggi che già siete convertiti, che già conoscete Gesù, che già avete gustato esperienze con lo Spirito Santo, potrebbero dire io sono giusto, io sono senza peccato, io sono santo? Se potete dirlo, gloria a Dio per la vostra vita. Io non posso dirlo, e se non posso dirlo oggi, figuratevi 15 anni fa. Ma Gesù non è morto per me oggi che sono giusto. Oh, ci provo. Gesù è morto per me più di 15 anni fa, quando io non ero giusto, quando io non lo meritavo. Che pazzia che è la croce. Non vi sembra una cosa così sconvolgente? La pazzia della croce, la pazzia di un simbolo che era il simbolo di condanna a morte, che è diventato il simbolo di salvezza eterna. Questa è la pazzia della croce. Gesù su quella croce ha messo sottosopra ogni valore del mondo, ogni modello, ogni sistema che c'era nel mondo. Gesù su quella croce ha messo tutto sottosopra. Dio onnipotente è morto per i peccatori. Dio onnipotente è salito come un criminale. Su quella croce ogni valore di questo mondo è stato messo sottosopra. Su quella croce ogni sistema di questo mondo è stato messo sottosopra. Questa è una delle cose più belle che Gesù è venuto a fare. Quando Dio ha creato la terra, al sesto giorno ha creato l'uomo. E quando Dio ha creato l'uomo, ha detto all'uomo che sarebbe stato autorità sulla terra. Dio ha dato a noi, esseri umani, autorità su questa terra. La terra era sotto il nostro governo, pensate. Ma poi cos'è successo? Che l'uomo ha peccato. E quando l'uomo ha peccato, sapete cos'è successo? La Bibbia dice che chi pecca diventa schiavo del peccato. Quando l'uomo ha peccato ha perso la sua autorità.
e l'ha consegnata a Satana. Quando l'uomo ha peccato, ha consegnato il governo che Dio aveva dato a lui, che Dio aveva dato a noi, al maligno. Per questo nella prima lettera di Giovanni la Bibbia ci dice: il mondo giace sotto il dominio del maligno. Come mai giace sotto il dominio del maligno se eravamo noi a governarlo? Perché noi abbiamo consegnato a lui l'autorità su questo mondo, abbiamo consegnato a lui il governo su questo mondo. E voglio fare una parentesi che non c'entra propriamente con la parola, ma voglio che questa cosa possa entrare nelle nostre menti. Quando noi ci inginocchiamo davanti al peccato, quando noi ci inchiniamo davanti al maligno, davanti a Satana, noi non soltanto stiamo cadendo, noi non soltanto stiamo peccando, noi stiamo consegnando a lui l'autorità che Dio ci ha dato. E fratelli, Dio ci ha dato grandi autorità, ci ha dato autorità sulle nostre famiglie, ci ha dato autorità come mariti e come mogli, ci ha dato autorità come figli, ci ha dato autorità come genitori. Ma ogni volta che come Adamo noi cadiamo, che come Adamo noi ci inginocchiamo davanti al peccato e diventiamo schiavi del peccato, così come la Bibbia dice, noi stiamo consegnando questa autorità al nostro nemico. Per questo succedono tante cose brutte nelle nostre case, per questo succedono tante cose brutte nelle nostre famiglie, per questo succedono cose brutte nelle nostre relazioni, nella nostra vita finanziaria. Perché? Perché noi consegniamo un'autorità che Dio ci ha dato e la diamo al nostro nemico, affinché lui possa diventare autorità sulla nostra vita, affinché lui possa diventare autorità sulle nostre case, sulla nostra famiglia. E questo succede in ogni ambito della nostra vita, non solo sulle nostre case, succede nella nostra vita ministeriale. Se un ministro di Cristo casca, si inginocchia al peccato, consegna l'autorità spirituale che Dio gli ha dato al nemico. Per questo oggi vediamo in chiesa tanti lupi travestiti da pecore, perché il nemico ha preso autorità spirituale che noi gli abbiamo dato quando ci siamo inginocchiati davanti a lui. È molto importante che noi capiamo questa cosa. Non possiamo inginocchiarci davanti al nemico così come Adamo ha fatto quel giorno. Non possiamo inginocchiarci davanti al peccato, perché ogni volta che noi ci inginocchiamo noi stiamo dando autorità al nemico di agire sulla nostra vita. Noi consegniamo a lui l'autorità che Dio invece aveva consegnato a noi come sacerdoti, come suoi ministri, come suo popolo, come gente santa, come un popolo eletto, come un sacerdozio reale. Dio ci ha dato questa autorità, ci ha investito, ci ha incaricato, ma quando noi ci inchiniamo davanti al peccato, noi questa autorità la consegniamo al nostro nemico. E per questo motivo il mondo giace sotto il dominio del maligno, così come la Bibbia ci dice. E visto che il mondo giace sotto il dominio del maligno, il mondo è governato da sistemi, da valori, da modelli che non sono quelli che Dio vuole, che non sono quelli che la Chiesa dovrebbe vivere, ma sono quelli che il maligno che governa il mondo ha messo in mezzo a noi. E quello che Gesù è venuto a fare su quella croce è stato proprio distruggere l'opera del maligno. C'è scritto così in 1 Giovanni 3,8: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. La croce ha anche questo significato. Gesù è venuto per mettere sottosopra i sistemi di questo mondo, quello che il mondo pensa che sia giusto, quello che il mondo pensa che deve vivere. Gesù è venuto a metterlo sottosopra. Lui si è manifestato su quella croce. Vi ricordate quando lui era sulla croce, quando ha esalato l'ultimo respiro? Non un credente, ma un centurione romano ha fissato gli occhi su di lui e ha detto: lui veramente è il Figlio di Dio. Gesù si è manifestato su quella croce e quando si è manifestato lui ha distrutto l'opera del maligno. Perché la pazzia della croce? Perché per il sistema del mondo di cui abbiamo parlato, questo sacrificio di Gesù è incomprensibile. Abbiamo letto prima, per la croce che per i greci è pazzia,
che per i giudei è scandalo, per il mondo il sacrificio di Gesù è incomprensibile. Nessuno può capire nella sua sana coscienza come mai Dio dovrebbe essere morto per noi. È pazzia. Nessuno potrebbe capire come mai un essere onnipotente e estremamente santo, 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 sia morto per chi santo assolutamente non è. È pazzia. E il mondo non può comprendere questo. Abbiamo letto 1 Corinzi 1,18, poiché la predicazione della croce è pazzia per coloro che periscono. È pazzia per loro. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Che cosa significa questo? Che cosa significa? Perché per noi che siamo salvati, la predicazione della croce, la croce di Cristo è potenza di Dio. Perché? In cosa notiamo la potenza di Dio sulla croce? Nei miracoli, nelle guarigioni. Sulla croce noi non vediamo né miracoli né guarigioni. Sì, c'è quel versetto di Isaia 53, no? Che dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre iniquità, erano le nostre colpe che portava su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma quella guarigione di cui ci parla Isaia non è una guarigione fisica, non è una guarigione da malattie, è una guarigione spirituale, quella di cui ci sta parlando. E quindi in che modo? Se oggi noi riconosciamo la potenza di Dio attraverso segni, prodigi, attraverso guarigioni miracolose, attraverso miracoli stessi, attraverso parole di conoscenza, rivelazioni, in che modo sulla croce noi possiamo vedere la potenza di Dio? Perché lì non ci sono stati né miracoli né guarigioni. In che modo? Perché c'è scritto: per noi che veniamo salvati, la croce è potenza di Dio. Per noi che veniamo salvati. Cos'è che ci porta alla salvezza? Facciamo un processo logico. Cos'è che ci porta alla salvezza? Chiesa B-Church, interrogazione di teologia. Cos'è che ci dà salvezza? Vi prego, una risposta, almeno una. Almeno una, non vi sento. Almeno una, ce ne sono tante di possibili, no? Dopo ve ne dirò una io, magari la azzecca qualcuno di voi, ma almeno una. Cos'è che ci porta alla salvezza? Ah, che bello! Bene, così mi piace, così mi piace. Qualcuno ha detto la grazia e la fede, non ho sentito chi? L'amore, molto bene, molto bene. Noi siamo salvi proprio attraverso il sacrificio di Gesù che è morto per noi perché ci ama, e ciò che ci dà salvezza è la grazia che quel giorno è stata versata su di noi, e per ottenere la grazia ci serve la fede. Tutte risposte giuste, non era difficile, avete visto? Molto bene. Ma prima della fede, sapete, c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. È giusto? Tutto quello che sto detto è giusto. La grazia ci salva mediante la fede in Cristo Gesù, nel suo sacrificio per noi. Ma prima della fede c'è qualcosa che noi dobbiamo fare per essere salvati. 2 settimane fa Giacomo ha predicato una parola su maturità, non so se vi ricordate, e è partito da alcuni versetti, Ebrei capitolo 6, versetti 1 e 2, che ci parlano delle fondamenta di noi cristiani, i fondamenti della dottrina cristiana. Spero che vi ricordiate quali sono, perché sono i fondamenti della nostra fede, ma se non ve li ricordate li ripassiamo velocemente. Ravvedimento dalle opere morte, fede in Dio, dottrina dei battesimi, dottrina dell'imposizione delle mani, dottrina della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Queste sono le fondamenta della nostra fede, e queste fondamenta, come mi sembra era stato detto anche da Giacomo, sono messe in ordine cronologico nella vita cristiana. Prima c'è il ravvedimento, poi arriva la fede, poi succede il battesimo, e dopo del battesimo noi viviamo esperienze di imposizione delle mani, sapendo che alla fine dei tempi ci sarà la risurrezione dei morti prima che avvenga il giudizio eterno, il giudizio finale. È una linea cronologica della vita cristiana che comincia dal
ravvedimento. Il ravvedimento è la base della nostra salvezza. Quando in Atti 2 lo Spirito Santo è sceso con potenza sulla Chiesa, in molti dicevano: anch'io voglio lo Spirito Santo, anch'io voglio fare cose prodigiose. Pietro disse loro: ravvedetevi e siate battezzati per il perdono dei vostri peccati e poi riceverete lo Spirito Santo di Dio. Terzo step, ricevere lo Spirito Santo. Secondo step, battesimo per il perdono dei peccati, ma primo step, ravvedimento. Il ravvedimento è sempre alla base, è sempre il primo passo della nostra vita cristiana. Ma è ciò che ci porta alla salvezza. Ma affinché il ravvedimento abbia veramente un effetto nella nostra vita, c'è bisogno di qualcos'altro, sapete? Perché il ravvedimento da sé non servirebbe a niente. Io mi ravvedo, mi pento di ciò che ho fatto, ma se solo io mi pento e non c'è qualcos'altro che deve avvenire, il ravvedimento non serve a niente. Sapete cos'è l'altra cosa che deve avvenire? L'altra cosa che deve avvenire è la potenza di Dio, quella potenza che si è manifestata sulla croce. In Numeri, al capitolo 14, c'è un episodio che è molto conosciuto. Il popolo di Israele è appena uscito dall'Egitto, no? Dalla schiavitù. Dio lo ha condotto fino alla terra promessa. Quando sta per entrare nella terra promessa, Mosè manda 12 esploratori a esplorare la terra. 10 di loro però tornano con un relatorio, non si dice relatorio in italiano, ma spero che abbiate capito, un report brutto di questa terra. Dicono: no, ci sono i giganti, non entriamo, non riusciremo a conquistare la terra promessa, andiamo via. E tutto il popolo comincia a mormorare: Mosè, perché ci hai portato fino a qua? Era meglio restare in Egitto. Insomma, succede veramente una gran confusione e Dio si arrabbia tantissimo col popolo di Israele. Dio li aveva condotti fino alla terra promessa, lì dovevano entrare, era quello che era stato promesso fino da Abramo, Isacco, Giacobbe, erano lì, potevano prenderla, ma decidono di ritornare indietro e Dio si arrabbia. E quando Mosè capisce che Dio si è arrabbiato, Mosè, che aveva a cuore il suo popolo, fa una preghiera a Dio e gli dice così: ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza. Puoi ripetere con me? Ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo. Mosè sta dicendo: Dio, si mostri la potenza della tua grandezza, facci vedere la tua grande potenza. Potrebbe pensare: che cosa vuoi che ti faccia vedere? Il mare che si apre? Cosa vuoi che ti faccia vedere? La colonna di fuoco? Cosa vuoi che ti faccia vedere? Morti che risorgono? No, la potenza della grandezza di Dio sta nel perdono di Dio. La potenza che c'era su quella croce, quella potenza che noi salvati conosciamo, è la potenza del perdono di Dio. Noi salvati possiamo conoscerla, perché quando noi viviamo un vero ravvedimento, quando noi viviamo un vero pentimento, questo perdono ci raggiunge. E il perdono di Dio è molto più forte di mari che si aprono, di morti che risuscitano. Il perdono di Dio è la potenza di Dio. Fratelli, la pazzia del messaggio della croce sta nel fatto di dire: tu non lo meriti, tu dovresti esserci tu su quella croce, dovresti esserci tu, io e te dovremmo essere su quella croce. Ma sai una cosa? Io ti perdono. La pazzia della croce è un Dio che ti dice: io ti perdono. Ti ricordi quella cosa brutta che hai fatto nella tua casa? Ti ricordi il modo in cui hai trattato tua moglie? Ti ricordi il modo in cui hai trattato tuo marito? Io ti perdono. Vieni a me, io ti perdono.
Ti ricordi il modo in cui hai trattato tuo figlio? O il modo in cui hai risposto a tua mamma, a tuo papà? Vieni a me, io ti perdono. La pazzia della croce è un Dio che è disposto a perdonare me e te per qualsiasi cosa abbiamo fatto. Che la pazzia della croce possa raggiungere i nostri cuori e che già a partire da questa sera chi sente di avere un debito con Gesù possa con il cuore aperto andare a Lui, perché Gesù è disposto a perdonarti, perché Lui è salito su quella croce ancora prima che tu peccassi, ancora prima che tu facessi qualcosa di sbagliato, ancora prima Lui è salito su quella croce per te, affinché tu potessi andare a Lui e potessi sentire: io ti perdono. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Avrei ancora un terzo perché, ma siamo già avanti con l'orario e ve lo risparmio. Ma vorrei che questa sera tu non sottovalutassi il perdono di Dio. Io non lo so quello che tu passi durante la giornata, non so quello che tu vivi o che hai vissuto. Ma il messaggio della croce, la pazzia della croce è sempre lo stesso. Dio ha le braccia aperte per un cuore che si ravvede, per un cuore pentito. Ha le braccia aperte e il suo perdono è disponibile per tutti quanti noi. E io vorrei fare un qualcosa con te in questo momento finché la lode suona. Vorrei che, senza che usciate qua fuori, se qualcuno vuole uscire qua fuori può venire, ma non voglio che vi sentate obbligati a farlo. Però vorrei che tutti quanti voi chiudeste i vostri occhi e abbassaste le vostre teste, così che non guardate la persona che vi sta intorno, non guardate chi c'è vicino a voi. Deve essere una cosa tra voi e Dio. Chiudete i vostri occhi, abbassate le vostre teste. Che tu in questo momento ti riconciliassi con Dio, se c'è qualcosa da riconciliare, sapendo che il suo perdono è disponibile per te, che su quella croce Lui ha fatto una grande pazzia, è morto per te, per amore per te, un amore pazzo e sconfinato per te, e Lui è disposto a perdonarti. E se tu te la senti, senza venire qua davanti, ma se tu te la senti di fare un passo in più verso di Lui, vorrei che tu alzassi la tua mano dal tuo posto, se vuoi che qualcuno venga a pregare per te, se senti che hai la necessità di questo, se senti che hai la necessità di una preghiera speciale per ricominciare questa vita insieme a Dio, chiedendo e ricevendo da Lui il perdono. Se non te la senti, se vuoi che sia un momento di intimità con il Padre, non c'è nessun problema, prega Dio, chiedi a Lui scusa, chiedi a Lui perdono, chiedi a Lui che ti possa riconciliare completamente con Lui. Ma se alzerai la tua mano, sai che qualcuno verrà a pregare per te e ti aiuterà in questa riconciliazione.